Domenica 27 aprile, grande festa nel Triangolo della Sedia per onorare al meglio il centenario di fondazione del gruppo ANA di Manzano. Una splendida giornata di sole ha accolto le centinaia di penne nere giunte da tutti i gruppi sezionali. Presenti anche le portatrici carniche, autorità civili e militari. Dopo l'ammassamento, la sfilata è partita dall'antico Folador fino al sagrato della chiesa per la celebrazione della Santa Messa e i successivi discorsi di rito. Il corteo, scortato dalla banda musicale di Manzano al termine della cerimonia ufficiale, si è diretto verso il centro sportivo manzanese per il rancio alpino e la seconda parte della festa. Cercare di fare il nostro meglio. Devo ringraziare tutti i miei collaboratori che mi hanno aiutato in questi mesi e a tutti i gruppi che hanno voluto partecipare a questa giornata, soprattutto ai gruppi che sono venuti da lontano. Sono gruppi dal Trentino, dal Veneto che sono arrivati e a tutti quanti i cittadini che hanno voluto partecipare a questa giornata. Grazie. Insomma, una grande festa per ribadire che la penna è sempre dritta e non molla mai. Non si molle mai, visiti. Se ve lo direte, Modugna. Niente, è tutto qua, basta questo. Viva gli alpini, viva l'Italia. Complimenti. Grazie. Nel contesto è stata allestita una mostra con cimeli e reperti storici sulla storia degli alpini dalla loro nascita fino ai giorni nostri.